Simona Di Miceri, direttrice del progetto SAI della Sole Società Cooperativa Sociale. Parliamo di questi giorni, della giornata del rifugiato e poi soprattutto di questa bella iniziativa di stamattina, un monumento a Marina di Palma accanto al mare dedicato ai migranti. Ieri 20 giugno e oggi 21 giugno si festeggia la giornata mondiale del rifugiato. Qui a Palma abbiamo iniziato ieri i festeggiamenti con un torneo di calcio che si è svolto in un campetto Paolo Borsellino a Palma di Montechiaro. Oggi questa iniziativa di inaugurare questo monumento celebrativo in occasione dell'accoglienza appunto e dell'integrazione. È stata fatta questa scelta e presa questa decisione perché appunto volevamo dare un segno di presenza sul territorio. Il monumento, la piazzetta è stata in tutto e per tutto sistemata e pulita dai nostri ragazzi con la supervisione ovviamente degli operatori del centro. Oggi con questa installazione appunto vogliamo dare un segno della nostra presenza per dimostrare che questi ragazzi sono ben integrati sul territorio palmese, e soprattutto ringrazio le istituzioni, il comune, il sindaco per averci dato la possibilità di poter realizzare tutto questo. Palma sta festeggiando questa importantissima giornata, anche perché Palma da sempre è terra di accoglienza e, come ama dire il dottore Sardone, è terra di inclusione. Il dottore Sardone è il mio dirigente dei servizi sociali che insieme alla dottoressa Spinello e a tutto lo staff collabora con le cooperative che fanno accoglienza. Oggi, grazie al lavoro encomiabile e applauso che devo fare alla cooperativa Sole, che si prodiga da anni per raccogliere questi nostri fratelli che vengono disperati da questo che in realtà dovrebbe essere un meraviglioso mare e spesso invece si trasforma in un cimitero a cielo aperto. Questo monumento in questo spazio rigenerato, tra l'altro questo spazio ha una storia tutta sua. Inizialmente venivano collocati i contenitori per i rifiuti, invece poi man mano l'abbiamo rigenerato con un primo intervento che avete visto, che è stato restaurato, e adesso con questa operazione che ci ricorderà ancora una volta i nostri fratelli disperati che giungono dall'Africa, che scappano da guerre, da crimini indicibili, da violenze senza pari. Da questo punto di vista siamo felici e siamo d'accordo con il nostro governo nazionale per il piano Mattei affinché si abbia il diritto di non emigrare, che è diverso dal non accogliere. Noi siamo per l'accoglienza, ma bisogna dare la possibilità ai nostri fratelli di non intraprendere un viaggio così rischioso come quello che è attraverso il deserto e il mar Mediterraneo. Olè!